Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e benvenuti al TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv. Oggi martedì 23 giugno 2026. In apertura, nervi saldi tra Italia e Stati Uniti. Dopo i toni duri di Donald Trump, il governo tiene aperto il canale con Washington. Poi i disagi ferroviari. Salvini convoca FS al MIT, tra ritardi e cantieri PNRR. A Milano, lutto per Francesco Imprezzabile, agente morto inseguendo un'auto pirata. In Europa, Garavaglia denuncia la lentezza di Bruxelles. Dagli USA, il Dipartimento di Giustizia difende le suore cattoliche. Infine, primarie vere nel centrodestra per scegliere i candidati sindaco. Cominciamo. Italia-Stati Uniti, nervi saldi. Con Trump il canale è aperto. Donald Trump ha usato toni duri, nessuno lo nega. Ma la politica estera non si fa con i riflessi pavloviani dei giornaloni, né con l'antiamericanismo automatico della sinistra. Il governo sceglie il sangue freddo, difendere Giorgia Meloni, tenere aperto il canale con Washington, impedire che una polemica personale danneggi l'interesse nazionale. Roma e Stati Uniti lavorano al memorandum sui minerali critici e all'adesione italiana alla Pax Silica, alleanza a guida americana su industria e sicurezza. Alle celebrazioni dell'ambasciata USA sono indicati anche Tajani e Salvini. Il messaggio è chiaro: Italia e America restano alleate. Occidente sì, sudditanza europea no. Salvini lavora su ferrovie. Ritardi e cantieri al MIT, si cercano soluzioni. Treni in ritardo, passeggeri bloccati, caldo, guasti e cantieri PNRR. L'estate ferroviaria parte male e Matteo Salvini convoca all'MIT i vertici di FS, Stefano Donnarumma e i responsabili del gruppo, da RFI a Trenitalia fino ad ANAS. Il punto è semplice: i cittadini non viaggiano sui comunicati stampa, viaggiano sui treni. Quando un'alta velocità arriva con oltre 4 ore di ritardo e le direttrici nord-sud si inceppano, servono spiegazioni e rimedi. I cantieri sono oltre 1300, ma il servizio deve reggere. Niente alibi. Chi gestisce deve rispondere. Agente morto in un inseguimento. Milano. Tragedia per auto pirata in fuga. Si chiamava Francesco Imprezzabile, aveva 35 anni, era un agente della polizia locale di Milano. È morto inseguendo un'auto che non si era fermata a un posto di blocco nella zona di Ponte Lambro. La dinamica è al vaglio degli investigatori e il conducente è ricercato. Prima del simbolo c'è l'uomo. Sui social Imprezzabile scriveva che quella divisa era responsabilità, vocazione, passione e senso del dovere. Parole che oggi pesano come pietre. Chi fugge a un posto di blocco sfida lo Stato. La sicurezza non è uno slogan. È il diritto dei cittadini e il dovere di proteggere chi porta una divisa. Europa immobile. Garavaglia, inerte su tutti i fronti. Massimo Garavaglia, presidente della Commissione Finanze del Senato, mette il dito nella piaga. Sulle grandi crisi internazionali, l'Europa vera non è il palazzo di Bruxelles, ma il coordinamento tra i principali paesi. A Sky TG24 Economia parla di un'Unione Europea lenta, incapace di decidere quando la storia corre. Su Hormuz, difesa, tecnologia e rapporti con Washington, Garavaglia chiede collaborazioni rafforzate tra Stati, Gran Bretagna compresa, non liturgie europeiste e tavoli infiniti. Sullo scontro Trump-Meloni invita a non fare panico. Occidente sì, NATO sì, investimenti sì. Ma su difesa, spazio, cybersicurezza e industria, niente assegni in bianco a Bruxelles. Suore perseguitate dal WOC curano gratis malati terminali. Rischiano. Negli Stati Uniti il Dipartimento di Giustizia si schiera con le Dominican Sisters of Hawthorne, suore cattoliche che da oltre un secolo assistono malati terminali di cancro.
Il caso nasce a New York, dove una legge sull'identità di genere rischia di imporre regole su pronomi, stanze, spazi separati per sesso e formazione ideologica del personale. Le religiose denunciano il rischio di dover scegliere tra la propria fede e la possibilità di continuare la loro opera. In caso di mancata adesione, secondo Fox News, potrebbero arrivare multe, perdita della licenza e altre sanzioni. Da una parte chi accompagna i malati negli ultimi giorni di vita, dall'altra la burocrazia woke. Trump sceglie la libertà religiosa. Primarie utili al centrodestra? Il metodo Salvini per i candidati sindaci. Matteo Salvini lancia una proposta semplice. Dove il centrodestra non ha ancora un candidato sindaco, si valutino le primarie. Non come rito copiato dal PD, ma come metodo per ascoltare territori, militanti, amministratori, civici ed elettori. Il caso riguarda le grandi città al voto, da Bologna a Milano e oltre. Troppe volte il centrodestra ha perso tempo tra tavoli romani e nomi arrivati tardi. Salvini prova a sbloccare l'impasse. Se il nome c'è, si corra. Se non c'è, si apra la partita dal basso. Non copiare la sinistra, superarla. Con candidati scelti prima, meglio e sul territorio. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv presenta gli approfondimenti di oggi. Italia forte e globale. Piano Mattei, export e geoeconomia. L'Italia non deve scegliere tra isolamento e cuccia di Bruxelles. Deve stare nel campo occidentale, tenere aperto l'asse con gli Stati Uniti e costruire una propria forza economica nel mondo. È la chiave proposta da Carlo Pelanda su sussidiario.net. Ogni tensione con Washington non può diventare il pretesto per consegnarsi a Bruxelles. Pelanda ricorda l'obiettivo di 700 miliardi di export annuo fissato dal governo, mentre le sue simulazioni indicano quota 900 miliardi entro il 2030. Ma per arrivarci serve spazio geoeconomico. La via passa da più accordi bilaterali, più investimenti esteri, più piano Mattei, più IMEC. Mediterraneo, Africa, Indo-Pacifico, energia, logistica, commercio. Sovranità non significa chiudersi, ma sedersi ai tavoli che contano con industria, capitali e rotte strategiche. Auto, Europa fuori. Volkswagen verso Pechino. Per anni Bruxelles ha spiegato all'industria europea che bastava vietare, regolare e imporre scadenze verdi per creare il futuro. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Le regole sono europee, ma la tecnologia corre altrove. Il caso Volkswagen, raccontato da Alessandro Fontana sul sussidiario.net, è quasi una sentenza. La casa tedesca, per restare competitiva sul mercato cinese, deve ormai diventare cinese. Sviluppo in Cina, catene di fornitura cinesi, software da Alibaba, Baidu e Huawei. Non più progettare in Germania e produrre in Europa, ma inseguire Pechino dentro la sua piattaforma tecnologica. Il nodo riguarda guida autonoma, software, capitale di rischio e tecnologie decisive. Negli Stati Uniti Waymo corre. In Cina operano Apollo Go, Pony.ai e WeRide. E l'Europa? Non pervenuta. Per l'Italia la lezione è chiara. Innovazione sì, resa tecnologica no. Serve una politica industriale vera, non burocrazie che regolano. Si chiude così l'appuntamento con l'informazione del TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv di oggi, 23 giugno 2026. Vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento a domani per una nuova edizione. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con